Tutta la notte che siete in piedi? Sì, qua. Camminiamo per la strada tutta la notte. Tutti e quattro qua seduti qua. Seduti tra i mobili portati in strada ieri sera in fretta e furia per salvarli dall'acqua. Siamo a Ponte di Piave e queste sono le case del borgo tra i due ponti, quello della ferrovia e quello stradale. E se a Sant'Andrea in Golena l'atmosfera oggi era di rassegnazione, qui è diversa perché questa desolazione si poteva evitare. Una mura che così non viene più sua. Questi sacchetti di sabbia indicano dove dovrebbe essere costruito questo muretto di contenzione da 3.000 euro che impedirebbe all'acqua di un canale di rientrare in questa parte di Golena. Per alcuni la soluzione è stata spostarsi definitivamente ai piani superiori, agli altri, quelli che non possono, non resta che sopportare. Chi chiude che non viene più dentro qua. Vi abbiamo detto è la seconda volta perché il 2002 e il 2010 e dopo da Natale cominciava, era là che momenti veniva su anche ora, anche a Natale, e ne si è mandata bene. Ma però abbiamo tolto tutto. Così non si può andare avanti. Tutta stanotte che cammino per strada. Stavolta i volontari sono venuti, abbiamo tolto, ma è sempre un da fare troppo grande. Siamo là, tutte le legne partite. Un intervento chiesto da tempo da chi vive qui, ma senza esito. Per questo peso di mura, ma no, non capisco. Non vogliono farlo. Non vogliono capire. E così ogni volta che piove? Se siamo sotto.